La manifestazione che si era svolta ad aprile con l'autoraccolta dei tulipani, purtroppo, come qualcuno saprà, abbiamo subito un furto e quindi non è stato portato a termine uno dei tanti progetti che ci eravamo prefissati. Riproviamo con la raccolta dei girasoli, con l'autoraccolta, sperando che questa volta vada tutto bene. Da sabato fino a lunedì torna l'autoraccolta dei fiori all'azienda agricola Villarosa Sant'Andrea di Barbarana. Chi vorrà potrà raccogliere dei meravigliosi girasoli da portare a casa, aiutando contemporaneamente l'AIL, visto che parte del ricavato sarà devoluto all'Associazione Italiana contro le leucemie. Lo scorso aprile l'incasso della manifestazione, che aveva come protagonisti i tulipani, venne interamente rubato dall'auto del titolare, un episodio che aveva suscitato indignazione, visto che quanto raccolto sarebbe stato devoluto proprio all'AIL in memoria di Michela Coletto, scomparsa 3 anni fa proprio a causa di questa malattia. Era stato il presidente del Veneto Zaia a dare notizia sui social, dove oggi è tornato a ricordare l'appuntamento, sempre a scopo benefico. E speriamo di finanziare un altro progetto, come è stato fatto con la realizzazione di una classe all'aperto per un bambino malato di leucemia. DJ set, giochi e cinema all'aperto per i bambini, oltre allo spettacolo dei girasoli, attendono i cittadini. Ci trovate qua dalle ore 18, domenica sempre dalle 18 e il lunedì 24 per giornata speciale per i bambini a partire dalle ore 20.